Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, mercoledì 28 gennaio e do anche il benvenuto. Buongiorno, buon mercoledì 28 Buon gennaio a tutti. Qui c'è una bella temperatura, fra solo vento, pioggia, diluvi. Lì come si sta? Vabbè. C'è anche qua vento, ha piovuto ieri notte. Al momento tutto a posto. Però ora c'è il sole. Grande. Salutiamo Tore, ben trovato Tore, buongiorno Traccada, buongiorno Ste, che poi non ho capito perché Ste rimane l'unico one shop. Perché? Vabbè. Che bello iniziare la giornata con il Bellucone che ci dà il buongiorno, grande. Ma le action figure LDL sbertidori e LDL gourmet che sono uscite dopo Firenze sono già disponibili o sono ancora in... Grande Fabri. Buongiorno dalla 11, direzione Firenze, se c'è da mettere a posto anche qualcun altro verrà fatto. Beh, li salutiamo ovviamente, ci dispiace dalla Chiaramente. Quindi... Sei falso, a volte guarda, capita. sei falso come lo schermo che è dietro di te, guarda. Cioè, proprio rispetto per fasullo. lo schermo dietro. Cioè, che ho fatto io, ecco, quindi. Cioè... ecco, caro direttore, però sì. la C si intravede. Fatta Si potrebbe apposta. fare qualcosa di più... Cosa vuoi? Una L? LDL dietro? Te lo personalizzo con l'autografo? Non lo so. Mi metto la tinca Non dietro. so. Esatto. E qua chiudiamo perché non voglio più parlare di questo episodio. Ciao Basta, Violetta, ben poi... trovata. Buongiorno a te Daniela. Perché come dovrei comparire? Beh, un tempo eri Stefano Cirina, nome e cognome, non so perché sia cambiato. Tra l'altro, è il Diente, come ti è sembrato? È il Diente. In che senso? Come mi è sembrato? No, cioè, È il Diente. cosa vorresti dire? Hai Albarracín, visto? È bello grintoso. quindi... Lui può giocare da seconda punta, può giocare da trequartista, può giocare da esterno, può giocare mezzala, insomma. Può Cagliari giocare ha preso un dovunque. jolly, tranne in porta. Esatto. Tranne in porta. Esatto. Chissà, magari giocherà anche in porta. Magari lo vedremo anche in porta. E vabbè, ma cioè, che dire? Vediamo un po'. Nikas dice: Buongiorno ragazzi, ieri sono usciti i dati e la Fiorentina è la prima in classifica per minor tempo effettivo giocato. Ops. Vabbè, ma alla fine i conti tornano, ricordiamocelo. Buongiorno quando Tommaso, uno... buongiorno ragazzi, è sempre Forza Castello. Bene, dimmi fra. Quando uno non è lucido negli approfondimenti, nel commentare le varie cose, succedono queste cose. Succedono. E quindi, insomma, ripeto, non devi minimamente gioire, non si deve gioire delle disgrazie altrui o delle sfortune altrui, perché sarebbe poco elegante e poco cavalleresco. Però poi ci sono i dati, per fortuna, che ogni tanto riportano un po' le cose sulla terra, quindi non mi pare che ieri la Fiorentina abbia fatto una grande bella figura contro il Como in Coppa Italia, ecco. E poi aveva iniziato anche benissimo, però poi insomma si è spenta. Vabbè, ma il Como. Quindi, come al solito, cioè che
ognuno se li guardasse in casa i propri problemi, no? Esatto, ci sta, ci sta. Allora, Ste dovrebbero uscire dopo questa giornata di Champions, perché devono capire chi va ai playoff e chi non va ai playoff. Purtroppo, da quando è cambiato, diciamo, il regolamento delle coppe europee, si fa più fatica a mettere il calendario perché a seconda degli impegni delle italiane devono spostare con anticipi e posticipi. Quindi speriamo entro questo fine settimana, anche perché è sino alla 24esima, quindi sino alla prossima settimana. Quindi gioco forza o entro questa o massimo la prossima, devono tirarvi altre 4-5 giornate. Quindi Esatto. ci siamo. Allora, Pirti dice: Ciao ragazzi, so che sto off topic, ma per la prima volta ho totalizzato 87 al vostro Fanta. Bravo! Io forse 87 non l'ho mai fatto quest'anno. Quanto hai fatto a proposito? Manco lo sai. 70. Anch'io ho una schifezza del genere. Non riesco a togliermi da questa mediocrità per colpa di alcuni giocatori che stanno floppando. Oh, che si sono rotti. In una lega ho giocato in 8. Pulisic, Non mi è Orsolini, successo. Ken, Berardi, so. Che sono tutti nomoni. Cioè, alla fine tu ti fai Esatto, la tua esatto, squadra e dici, ah, c'ho questi, beh, sono abbastanza coperto. Orsolini, Berardi, Ken. Insomma, almeno 10 gol a testa li fanno, 30 gol ce li ho garantiti. Certo. esatto. Come no? È proprio Come no? così. Infatti sono molto combattuto anche su quelle che saranno poi Le le scelte? mosse, esatto, le scelte sul mercato, quindi sì. Guarda, stai 90 e mezzo ha fatto, stai grande. Con Pulisic, Orsolini, Paz. Però ti hanno segnato gli altri, Eh beh, ovviamente. direi. Beh, anche a me hanno segnato Palestra e chi è l'altro? Palestra e Malinowski. Ok. Però comunque avevo il portiere del Napoli, che quindi, Insomma, cioè prendi del da una parte e ti Napoli. tolgono dall'altra. Esatto, cioè comunque già solo Meret mi ha tolto un gol, perché prendo 3 gol, meno 3, quindi ha vanificato il gol di Malinowski e poi in attacco 5 Leao, Pulisic che non segna più manco con le mani. È un po' questo il discorso, però vabbè. Vedremo Ci adesso sul sta. mercato. Tanto Sì, la sono prossima settimana. 180esimo, aspetta, te lo dico, perché poi qualcuno me l'ha anche chiesto A proposito. sul gruppo Vai. Telegram. Sono 171esimo. Sono sceso da 22esimo a 171esimo in tipo 6 giornate o 7 giornate. Proprio un caporetto totale. Anche io Caporetto comunque sì. totale. Io sono 73esimo. Però Vedi. eravamo vicini un tempo. Un tempo Esatto, eravamo esatto, vicini. Ora esatto. invece. Vabbè, Sì, ripeto. poi a livello di punti tipo sono a. Quanti hai di punti? Aspetta, tipo tu sei il Io 73 e tu 83esimo. hai Sì, 26 io. punti più di me. Quindi In boh. realtà non E è che ci abbia sono chissà quante quanti punti. squadre? 100 Perché squadre, stiamo 100 facendo schifo squadre. entrambe, fra. C'è poco da Quindi, fare. cioè, purtroppo, vediamo. Io l'anno scorso sono arrivato terzo con il recupero dopo il mercato di gennaio. Me lo ricordo. Recupero Eh, costante, però sto giro sarà molto duro entrare nelle prime 50, secondo me. Per me, cioè recuperare così tanti posti ormai credo che sia andata. E vabbè, amen. vediamo anche la rendita dei nuovi arrivi. Per ora non ho. A parte Malen, che poi bisogna anche vederlo. Non c'è ancora troppo poco. Vediamo se in questi giorni qualcosa si sblocca perché non è cambiato tantissimo, se non per non dire niente. Però Eh, vediamo un po'. Almeno togli quelli che non giocano più e che sono infortunati. Quindi certo, questa è la. Perché il problema di quest'anno non è rinforzare la rosa, ma avere una rosa che ti permette di giocare in 11. Questo è il problema. chiaro. Perché gli infortuni ci sono stati quest'anno assurdi. Va bien, chiuso capitolo Fantacalcio, riprenderemo giovedì sera. Capitolo sfighe. Esatto, a breve avremo il mister dell'Iglesias Giampaolo Murru e poi come secondo ospite avremo Andrea Frigo e andremo a parlare di Cagliari. Questi appunto gli ospiti di oggi. Facciamo un repeat, fra. Stavamo parlando appunto di Albarracin, il discorso ieri ha fatto il primo allenamento
Per ora non ci sono altri movimenti di mercato, c'è l'uscita magari di Pardo e di Cavoti. Cavoti, destinazione Bari, fa un po' sorridere, però magari può servire a lui anche in un ambiente che non è facile perché non sta attraversando un buon periodo, però Cavoti merita assolutamente di andare a giocare, di andare a fare esperienza, di giocare con continuità, perché non sono certo io a dirlo, ma è un giocatore che ha un potenziale interessante, però è ovvio che tu migliori se giochi, non certo scaldando la panchina. Beh, sì, diciamo che è uno di quelli che è stato confermato in estate dei giovani, in tanti sono andati via, di quelli che erano in ritiro a Ponte di Legno, lui è uno di quelli tra i pochi che è rimasto. Ehm, Ci sta, secondo me ci sta che vada a giocare. Io, se vi ricordate, l'ho detto da ottobre che mi aspettavo un prestito in Serie B per andare a giocare in Serie B in una squadra comunque di livello, e il Bari è una squadra di livello, anche se poi in classifica magari è messa non benissimo, ma comunque è una piazza super per il campionato di Serie B, una piazza super in generale per il campionato italiano, anche se poi negli ultimi anni non ha avuto fortuna, e quindi è giusto che vada a mettersi in discussione, che vada a fare la Serie B. È un giocatore che per me può fare il futuro del Cagliari con la giusta esperienza. In questo momento credo che abbia pagato un po' anche una fisicità non estrema, perché insomma sappiamo che non è sicuramente un giocatore che fa della fisicità il suo punto di forza, però è un giocatore tecnicamente super valido, che noi conosciamo dai tempi della primavera, quindi conosciamo veramente vita, morte e miracoli di Cavuoti. Credo che Pisacane lo voglia mettere un po' sotto pressione, ecco, diciamo così, cioè vai a Bari, in una piazza importante, in una piazza che deve lottare per tirarsi fuori da una situazione non positiva. Ecco, se Cavuoti dovesse tornare da questo prestito con numeri importanti, una convinzione, una crescita certificabile, in qualche modo certificata, secondo me l'anno prossimo potrebbe essere una delle sorprese di questo Cagliari. Invece al contrario, chissà, vedremo, saranno delle valutazioni che comunque andranno fatte in estate. Quel che è certo è che è un giocatore su cui il Cagliari punta, non a caso va in prestito secco, quindi anche da questo punto di vista, insomma, dimostra la volontà È una della società di garanzia, non, certo. di non privarsene. Vedremo, credo che stia molto a lui adesso dimostrare di essere un giocatore competitivo e un giocatore utile alla rossosblu. Ci sta. Adesso e lui sarà lui l'attore, ecco, del proprio destino, nel senso che è ovvio che la Serie B è un'altra categoria rispetto alla Serie A, però in una piazza come Bari, che comunque è una piazza esigente, non è, insomma, una piazza dove ti lasciano il tempo, tra virgolette, di crescere. È una piazza che, insomma, noi lo sappiamo, da quel famoso Bari Cagliari non ha più lottato per zone alte, anche se ogni anno cerca di rinforzarsi, cambiare allenatore, però evidentemente c'è una situazione particolare. Ecco che Cavoti magari lì, magari speriamo che faccia sicuramente meglio di Pereiro, visto che Pereiro è arrivato a Bari e non ha fatto praticamente niente, anzi, Vabbè, risoluzione no. del È contratto. arrivato a Bari Insomma, l'ennesima quasi per prova, ma disperazione, dai, togliamo anche il quasi, dai, quasi mettiamola per così. disperazione, quindi insomma, credo che, insomma, che anche da quel punto di Ci vista chiedono su... sarà. Vai, Vai. vai, scusami, vai, vai, no, no, vai, vai, No, dopo no, no, adesso no, sarà... avevo finito. È un discorso, ci chiedono di Zito, qual è un po' la situazione, perché Marco dice Zito è addirittura arriva a Parma e Kunusitan dice Zito non si muove, ho sentito. Quindi insomma è una situazione in Dove stand-by. l'hai sentito? Qua, qua,
No, a lui Ah, dico, dove no. l'ha sentito? Dove l'hai sentito? Ok, Dove ok. l'ha sentito? Per Quali sono capire, le no? fonti? È giusto. Quali sono le No, fonti? io ieri ho fatto un articolo ehm, di riepilogo un po' sul mercato e di fatto è quello che sappiamo è che adesso appunto in uscita sono Cavoti verso Bari, Inizio. Di Pardo verso Samp che ha superato il Cesena negli ultimi giorni. E poi resta sempre il Bologna, Torino e Genoa su Prati, ma il discorso di Prati è sempre lo stesso, cioè il Cagliari non vuole privarsi di Prati o comunque non vuole privarsene a cuor leggero, perché comunque c'è stato un investimento importante quasi 3 anni fa, c'è stato un investimento importante a livello di fiducia anche da parte del presidente Giulini e quindi insomma Prati se parte a cifre che sono almeno 6-7 milioni, cioè che è quello che poi il Cagliari aveva speso anni fa. Considerate che al momento, a bilancio 2025, il valore residuo di Prati è di circa 4 milioni di euro, quindi il Cagliari necessariamente vuole fare una plusvalenza di quella tipologia. E quindi soprattutto il giocatore non parte in prestito secco o in prestito con diritto, parte soltanto o a titolo definitivo da subito O o con con prestito obbligo. con obbligo. Ed è lì Ci sta. l'ostacolo, perché il Bologna non lo vuole prendere in prestito con obbligo. Tra l'altro leggevo sia in questi giorni, ma anche stamattina, sui cartacei che sono solitamente abbastanza vicini al Bologna, quindi Corriere dello Sport e anche la Gazzetta, non è lui la prima scelta del Bologna. In questo momento il Bologna vorrebbe portare Fazzini dalla Fiorentina, visto che si è aperto anche questo canale Sì, infatti. tra Bologna e Fiorentina, sull'asse Fabian Som e quant'altro, e quindi vedremo. Io credo che se Prati dovesse partire, il Cagliari poi porterebbe qualcun altro, almeno solamente per tappare il Per riempire buco quello in slot, qualche diciamo. modo. Non sarà ovviamente Nicolussi Caviglia, perché abbiamo visto ormai essere un giocatore del Parma, un Parma che va a pagare 6 milioni l'obbligo di riscatto al Venezia Non poco. che non ha granché fatto sconti. Il Cagliari si è alzato dal tavolo quando ha capito che non c'era margine di trattativa e quindi così, insomma. Ci Su sta, ci sta. Cutrone, l'inserimento del Monza, giusto per chiudere poi il discorso anche Cutrone, è un inserimento vero, nel senso che comunque il giocatore in uscita da Parma, perché nelle ultime 9 giornate ha fatto 5 panchine e una non convocazione nell'ultima contro l'Atalanta. Quindi verosimilmente tornerà a Como. Il Como però non vuole trattenerlo e vuole mandarlo a giocare. Il problema di Cutrone è che ha un contratto fino al 2028, quindi bello lungo, non leggero a livello di cifre, pertanto è un problema anche per il Como. Per cui il Cagliari si è messo lì alla finestra, andrebbe a completare l'attacco da quello che siamo riusciti un po' a ricostruire, sarebbe un'opzione in più fondamentalmente, ma bisognerebbe anche capire quanto spazio effettivamente avrebbe l'ex Milan l'attacco del Cagliari. La mia impressione è che se arriva una squadra veramente interessata a Cutrone, lo porta via in questi giorni. Se non dovesse arrivare nessuno, è facile che Cutrone poi l'ultimo giorno di mercato, magari nelle ultime ore, un po' come era successo per Last Belotti, minute. Esatto. ad agosto arrivi a Cagliari. Però ecco, non è una priorità, ecco, questo è fondamentale. E sul discorso Luvumbo invece io credo che le due cose possano essere e siano anche scollegate. Ma vedo che abbiamo il primo ospite, Lucone. Andiamolo a Esatto, lo presentare. facciamo entrare. Eccoci qua, buongiorno mister, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno Giampaolo Muro, allenatore dell'Iglesias, fresca vincitrice della Coppa Italia
d'eccellenza sabato nella finale contro il Tempio e i rigori, una bella vittoria, insomma, di pathos, mister. Sì. Sì, una grande vittoria per noi perché comunque l'Iglesias come società ci teneva tanto, non avendo mai fatto neanche una finale, pur avendo 100 anni di storia. E per noi era già tanta roba comunque il fatto di essere in finale, poi riuscire a vincerla per noi è molto bello, per la città, per la società, e siamo molto contenti. E anche per lei, ovviamente, no? Cioè, Sì, 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 sì. anche per profeta in me. patria, perché bisogna anche dirlo ogni tanto, non sempre questo capita nel calcio, per cui insomma vincere con la squadra della propria città sicuramente è importante. Prima di andare ad analizzare, mister, quello che sarà il futuro, perché adesso, oggi, se non erro, no, questo pomeriggio scoprirete l'avversaria del playoff, del primo turno di playoff nazionale per la Coppa Italia, appunto tra Ferentino e Boreale, perché la finale di Coppa Italia d'Eccellenza del Lazio sarà questo pomeriggio. Tra l'altro una Coppa Italia che negli anni spesso ha portato buone soddisfazioni al calcio sardo. A tutti gli ospiti che abbiamo avuto in questi giorni, in queste settimane, provenienti dall'eccellenza, insomma, che fanno parte di squadre, di società dell'eccellenza, abbiamo sempre fatto la stessa domanda: quanto è difficile quest'anno il campionato di eccellenza? Perché a breve vedremo anche la classifica. Io sinceramente un equilibrio così compatto veramente in vetta non me lo ricordo sinceramente negli ultimi anni. No, io non me lo ricordo né da giocatore, avendola fatta tanti anni, ma non me lo ricordo da allenatore in questi 15 anni che alleno. Sì, è un campionato che a oggi ha sempre dato comunque degli equilibri, puoi perdere e vincere dappertutto, e questo è fino a oggi è stato così. Quello che poi sarà il futuro non lo so, se qualcuno riesce a prendere il largo, riesce a dare più continuità ai risultati, però sino ad oggi sì, è così, molto equilibrato, ma ogni domenica, ogni partita ufficiale i risultati sono sempre abbastanza difficili da aspettare, ecco. Sì, tra l'altro, adesso stiamo vedendo 4 punti per 7 squadre, o meglio, 7 squadre per 4 punti, perché dall'Ilva, che in questo momento è prima, all'Atletico Uri, che è settima, sono 4 punti, ci siete voi, c'è il Tempio, appunto, che avete battuto nella finale di Coppa Italia, c'è la Nuorese, il neopromossa Lanusei, l'Ossese, che ogni anno prova, no? Oramai è una abitue delle zone alte della classifica, e poi soprattutto aprono e chiudono, diciamo, questo gruppo di 7 squadre, due delle retrocesse dalla Serie D dell'anno scorso, ovvero Ilva Maddalena e Atletico Uri. Le chiedo, mister, anche in base alla sua esperienza appunto da calciatore, ricordiamo 500, quanti gol ha segnato in carriera? Lei sicuramente se lo Quasi ricorda, lo 600, avrà segnato, quasi 600. quasi 600. Ecco, insomma, perché io quando ero ragazzino, quando ero bambino, chi voleva vincere il campionato chiamava Giampaolo Muru per fare gol un po' in tutte le categorie, quindi questo sicuramente vale. E quindi le dico, in base alla sua esperienza, qual è la difficoltà maggiore di questo campionato di quest'anno? Perché è vero, abbiamo detto che ci sono 2 retrocesse dalla Serie D, e quello chiaramente già aumenta la difficoltà del campionato, ma mi sembra che anche dal basso, anche da sotto, siano salite squadre molto ambiziose. Ma guarda, l'esempio è stata anche l'ultima partita ufficiale dove il quarto va a vincere a Carbonia, cioè ogni domenica ti aspetti comunque qualcosa e in effetti succede. È chiaro che ci sono società che sono partite per vincere il campionato, parlo dell'Ilva soprattutto, l'Ossese, che ogni anno comunque ci sta provando, e in questo momento credo che abbiano qualcosa in più degli altri, però anche loro stanno alternando risultati, diciamo, un po' come tutti, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. Parliamo della sua squadra, mister, perché appunto ha detto la vittoria della Coppa Italia è sicuramente un traguardo storico per comunque una società gloriosa,
blasonata del calcio sardo, che ha regalato tanti calciatori e allenatori di grande spessore. Come è stata vissuta dalla città, ecco, questa vittoria? Guarda, credo che io non mi aspettavo, però realmente è stata vicina, soprattutto anche l'amministrazione è venuta a vedere la finale, parlo del sindaco, vice, assessori, e comunque questo è un segnale positivo per la città e anche il fatto di poter star vicino alla società, perché comunque in tanti anni, grazie comunque adesso al presidente Giorgio Cicu che ci mette le sue forze per dare comunque una società degna per l'Iglesias, ecco. Stiamo vedendo le foto del nostro Carlo Achilli, che appunto era presente sabato ad Oristano per la finale. Questo è anche appunto un piccolo video del vostro festeggiamento. È sempre brutto per un allenatore parlare dei singoli, perché insomma sappiamo bene che insomma, l'allenatore deve difendere tutto il gruppo, tutta la squadra, però è chiaro che insomma nell'ultimo periodo alcuni singoli si sono certamente messi maggiormente in luce. Le faccio un nome che poi è quello che anche noi conosciamo un po' di più, che è Riccardo Daga, arrivato dalla Serie D, passato nel Cagliari fino alla primavera, ma con diverse convocazioni anche in prima squadra. È un portiere forse di altra categoria per l'eccellenza. Ma Riccardo era già stato con noi 2 anni fa, poi ha avuto la parentesi Monastir, e quest'anno, quando c'è stata l'opportunità di un piccolo suo malumore di stare lì, ne abbiamo approfittato subito di riportarlo con noi, anche perché lui era ben contento di tornare con noi, vuol dire che comunque si era trovato bene. Ne abbiamo approfittato subito ed è stata un'opportunità per noi importante, perché comunque Riccardo è un portiere tra l'altro è ancora giovane, quindi sicuramente può veramente dire ancora la sua, soprattutto perché è giovane, e c'è comunque una crescita costante del ragazzo, perché comunque già anche sabato, quando abbiamo fatto la finale, è stato protagonista parando i 2 rigori, ma soprattutto dà veramente fiducia a tutta la squadra, ecco. E poi anche come ragazzo è un ragazzo molto umile, e questo è dalla sua parte, ecco. Luca, vai tu. Mister, io le chiedo invece sul campionato, perché comunque in questo 2026 manca la vittoria, non vincete da metà dicembre, dalla sfida contro il Lanusei. C'è una motivazione particolare oppure è fisiologico? Nel senso che comunque in un campionato così intenso, così equilibrato, nel momento in cui non trovi la vittoria, ci sta magari scendere un po' in classifica. E a questo punto qual è il vostro obiettivo stagionale? Abbiamo avuto, diciamo, le 2 partite fatte dopo la sosta, non siamo stati brillanti come il girone d'andata, e quindi diciamo che ci sono nate anche 2 sconfitte. Poi c'è stato un segnale di ripresa, perché siamo andati a giocare nel campo della Ferrini, che ho trovato tra l'altro una squadra migliorata e soprattutto un po' più fiduciosa, e siamo riusciti a fare un pareggio, ma soprattutto ho rivisto un po' la squadra che ha fatto il girone d'andata, parlo di noi. Quindi i segnali erano già importanti contro la Ferrini, anche se abbiamo fatto un pareggio. Però merito anche della Ferrini, perché ci ha dato filo da torcere. Poi il fatto che comunque ci ha permesso, quest'anno la federazione ha permesso di fermare il campionato e di preparare alle 2 finaliste noi e Tempio, di avere comunque una settimana di tempo per preparare la partita e staccare comunque la testa del campionato, è stata soprattutto una decisione saggia da parte della federazione. E la prestazione che abbiamo fatto in finale
mi fa ben sperare un po' per il futuro, questo per quanto riguarda il campionato. E l'obiettivo quale sarebbe, mister, da qui a fine stagione? L'obiettivo è quello, l'anno scorso noi siamo arrivati quinti, quindi noi ci siamo posti un obiettivo di provare a migliorare la classifica, arrivando anche quarti per noi serve già migliorarla e soprattutto accedere ai playoff, perché l'anno scorso non siamo potuti accedere ai playoff perché la distanza era, non rientravamo nei 10 punti e quindi non siamo riusciti a fare i playoff. Quest'anno vorremmo e ci proveremo sino alla fine a centrare questo obiettivo. Poi adesso è nata anche questa possibilità di poter partecipare alle finali nazionali e quindi proveremo a giocarci delle carte anche lì. Assolutamente. Fra? Quanto ci credete, mister, nella ipotesi playoff nazionali? Perché chiaramente da una parte è una grande opportunità, dall'altra però, anche per esperienza, insomma, avendo analizzato anche in passato le squadre sarde, chiaramente ti sposta un po' anche rispetto a quello che può essere l'obiettivo del campionato, nel senso che o fai l'uno o fai l'altro, perché tendenzialmente abbiamo visto anche in passato, penso allo Sese, giusto per fare un esempio, che poi è vicino a tutti noi, siccome non sempre è facile il cammino nei playoff nazionali, perché credo, poi mi dirà lei, serve anche una buona dose di fortuna nel trovare gli avversari giusti, perché se becchi l'anno sbagliato con le corazzate poi magari diventa complicato. Ecco, quindi quanto ci credete effettivamente in questa opportunità? O quanto ci puntate? Quanto ci io credete? ti do il mio pensiero. Io credo che bisogna andare per gradi, cioè adesso abbiamo questa opportunità di sfidare una squadra, vedremo chi sarà e andiamo partita su partita, vediamo. Chiaro che come hai detto tu è molto difficile poi, soprattutto a livello di energie sia atletiche che mentali, riuscire comunque a affrontare campionato e soprattutto adesso con squadre importanti le finali di Coppa Italia. Non ci poniamo il problema, almeno io personalmente non mi pongo il problema, non lo facevo da giocatore, non lo farò da allenatore. E penso che, prendo esempio il girone d'andata, avevamo una rosa molto ristretta, un po' per infortuni, un po' perché ci mancava qualche uomo ancora che non avevamo trovato che facesse il caso nostro. E nelle grosse difficoltà che avevamo siamo riusciti a fare bene sia in campionato che in Coppa Italia, arrivando fino alla finale. Non è mai matematica questo pensiero, molte volte anche nelle difficoltà riesci a trovare quelle energie che poi ti permette di far bene, però realmente andando avanti le energie mentali ti possono comunque mancare se affronti due competizioni, questo sicuro. Certo. Invece le chiedo una domanda da attaccante, questo me lo deve concedere. Tanto la battuta: quanti gol farebbe Giampaolo Muro in questo campionato d'eccellenza? Se mi vuole rispondere, io penso molti, però questo è un altro discorso. Invece no, sempre da attaccante, qual è l'attaccante che l'ha colpita di più quest'anno, in questo inizio di campionato, questa prima parte di campionato? Molti sono stranieri, va detto, anche lei ha due attaccanti stranieri, uno argentino e uno brasiliano, ovvero Capellino e Salvi Costa. Ma penso a Balde del Budusò, penso a Dechenko, che ha giocato anche nel professionismo per tanti anni all'Ilva. C'è uno che l'ha particolarmente colpita? Guarda, sono tutti buoni attaccanti perché hai fatto dei nomi, compreso i nostri, parlo di Nicolas, Capellino e Joel Costa, dove comunque stiamo cercando di fare un lavoro, quindi stiamo parlando sempre di ottimi attaccanti. L'unica cosa che io vedo che manca, ma non da quest'anno, ma soprattutto negli ultimi, penso anche ultimi 10 anni, non trovi più il bomber che riesce ad avere costanza nei gol, e questo è
è evidente, ma lo vediamo anche in categorie superiori. Credo che ci sia è proprio un problema di tutti, ma basta vedere le classifiche dei cannonieri negli ultimi anni. A differenza degli anni prima, parlo degli anni quando giocavo io. Prima quel ruolo lì c'era, e quindi ne trovavi tanti. Oggi l'attaccante fa più un lavoro sporco, meno lucido sotto porta, e questo è quello che è evidente, sono i dati che parlano. Quindi manca proprio il bomber, manca quel tipo di giocatore che comunque ha pazienza a stare lì ad aspettare, che si fa magari un lavoro ma poi nello stesso tempo deve essere lucido lì. Manca, perché se poi andiamo a guardare le classifiche dei cannonieri, tu prendi tutti i campionati, quello che arriva a 20 è proprio una merce rara. Soprattutto in Italia. Quindi sì, proprio non lo trovi, e quando ne trovi uno è una mosca bianca, non è, cioè, si fatica proprio a far gol, e questo è evidente, non è che lo dico io, lo tocchiamo con mano. Quando giocavo io, parlo degli anni miei, per vincere una classifica cannonieri dovevi sorpassare i 20 gol sicuro, cioè, ma dietro, quindi questo è molto evidente, cioè manca proprio il bomber, quei pochi che ci sono comunque faticano ad arrivare alla soglia dei 15 gol. È vero, questo ripeto, soprattutto in Italia, un po' in tutte le categorie, cioè dalla Serie A, In tutte le categorie. sì, dalla Serie A fino all'eccellenza, anzi le dico, in promozione, lo sa meglio di me, il capocannoniere del girone B dove gioca l'Alghero è Barbosa, che gioca da centrocampista offensivo ma neanche difensore, anche questo poi la dice lunga un po' su come stia cambiando, e sia cambiato Esatto. anche il calcio sardo, no? Perché poi effettivamente anche su questo sono ragionamenti da fare. Mister, lei segue il Cagliari? Sì, tutto sommato seguo la Serie A fin quel che posso, ecco. Come giudica questa prima parte di stagione del Cagliari di Pisacane? Ma soprattutto questi due risultati nelle ultime due partite. Ho visto la partita contro la Juventus, sono quelle classiche partite che succedono poche volte, quindi vedere una squadra che attacca tutta la partita e poi riesce con un tiro in porta a vincere la partita. Però poi alla fine sicuramente il mister ha capito che per portare i punti a casa conosce i suoi giocatori, conosce la sua squadra e ha giocato in quel modo lì. Chiaro, non bello da vedere, però se l'arma per poter vincere contro la Juventus era quella, ci sono riusciti. La partita con la Fiorentina invece ho visto una squadra un po' più fiduciosa, un po' più pronta comunque a fare un calcio un po' più propositivo. Ecco, questo sono nelle ultime due partite. E questo dimostra comunque che, soprattutto per l'allenatore, che sta facendo un grande lavoro, sa quello che ha come giocatori e cerca di sfruttare al meglio ogni partita. Quindi Luca, hai lo un'ultima vedo domanda per il positivo. mister? Sì, io volevo chiederle, mister, proprio sul discorso degli attaccanti, perché è vero che in tutte le categorie si segna meno, ma è dovuto soprattutto a che cosa? Al fatto che comunque all'attaccante gli viene chiesto di avere più sacrificio, oppure manca proprio quella fame sotto porta? Cioè più un discorso tattico o un discorso di educazione in attacco, ecco, che è cambiato completamente il gioco del calcio, questo rispetto a 10 anni fa, questo mi pare che sia logico, però è soprattutto No, tattica? manca proprio il ruolo, perché l'attaccante
che comunque tocca un pallone e fa gol, oppure ha pazienza e magari non partecipa mai, ma quando arriva la palla poi la butta dentro. Manca proprio quel tipo di giocatore, perché oggi i giocatori sia del settore giovanile si inizia comunque un po' la TV, un po' il calcio dei professionisti, comunque si bada più allo spettacolo che al sodo, e credo che sia una cosa che ti porti dietro da giovane ed è difficile poi lavorarla. Quindi secondo me manca proprio dai piccoli far capire che quel ruolo lì è molto importante, magari badare meno al doppio passo, allo spettacolo, e magari badare però quando sei lì farti trovare fresco e pronto a fare la cosa giusta per tirare in porta. Manca quello, non c'è più la pazienza di aspettare, di stare lì, fare quel tipo di lavoro, ecco. Io credo che sia proprio la salutiamo con l'ultimo impegno, il prossimo impegno sulla Iglesias. Non semplice la trasferta della Maddalena, anche dal punto di vista proprio logistico, visto che forse è l'unica vera trasferta grossa, ecco, diciamo così, visto che bisogna prendere anche il traghetto. Si va in casa della capolista, insomma una partita che si presenta da sola, tra l'altro una grande partita del calcio sardo, mi permetta, perché abbiamo parlato prima di storia, ecco, due delle squadre principali del nostro calcio. Che partita si aspetta? Ma mi aspetto una partita difficile, perché l'Ilva adesso ha preso fiducia, sta dando un po' più continuità ai risultati, infatti è arrivata adesso è prima in classifica. Noi speriamo di poter fare una grande partita, che è quello che mi auguro, e poter essere bravi a giocarci la partita alla pari. Chiaro che abbiamo qualche difficoltà sul fatto che la finale ci ha lasciato qualche infortunio, e questo però non deve essere un alibi, bisogna andare lì e provare comunque a portare via a casa dei punti, e quello sono sicuro che ci metteremo tutti noi stessi a cercare di portare a casa dei punti. Mister Giampaolo Muro dell'Iglesias, grazie per essere stato nostro ospite, è stato davvero un piacere chiacchierare con lei del calcio sardo. Ovviamente in bocca al lupo per il resto del campionato e ci vedremo presto. Grazie. Grazie, è stato un piacere, in bocca al lupo a voi. Grazie mille a voi. Grazie. Passiamo da un ospite a un altro, che lo vediamo già in... eccolo qua. Switch. Andrea, buongiorno. Switch. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Andrea Frigo, giornalista collega dell'ANSA. Come stai Andrea? Ciao Andrea. Ciao Luca, ciao Francesco. Bene, grazie. Stavo nell'attesa del collegamento, stavo seguendo il match di Sinner contro Shelton. Come procede? Che noi non stiamo guardando. Il nostro eroe sta vincendo 6-3 il primo set, è iniziato da poco il secondo set, sono 2-1 per Sinner. Molto bene, molto bene. Lucone, è il tuo momento. Andrea, entriamo a gamba tesa, insomma, facilissima oggi. Le domande di Luca, che lo sai che sono sempre taglienti, sono sempre... ma oggi è facile, perché ti chiedo 2 vittorie di seguito. Non ci prepariamo prima, non me le vuol dire in anteprima le domande, così mi preparavo le risposte a casa. Facevo i compiti a casa. Tu sei amico, più ti tratta male, guarda, è sempre così Luca, cioè è una roba proprio, mamma mia. Guarda che Andre mi ha visto crescere, attenzione, quindi parliamo di stava meglio prima di vederti crescere, però vabbè, questo infatti mi aveva perso di vista, mi ha ritrovato e mette ancora, ma non ce l'avevamo persi di vista. Esatto, e voleva riperderti di vista, ma non ce l'ha fatta, visto che frequentiamo gli stessi ambienti, vabbè Andre, esatto. Peccato. Dai, fagli questa domanda seria, perché insomma... No, io voglio capire, allora, 2 vittorie importantissime, Andre, questo mi pare scontato, ma siccome ti conosco, allora ti chiedo, non vado su Juve e Fiorentina perché sarebbe troppo facile, ma ti dico sulla prossima, sulla sfida con il Verona, perché comunque sappiamo che il Cagliari ha un po' abituato, insomma, a queste situazioni dove ci deve essere quello step, quell'esame di maturità che poi puntualmente va a sbagliare.
questa può essere la volta buona, vedendo un po' anche come è cambiato sia il gruppo, sia lo stesso allenatore, che comunque Pisacane possiamo dire che è assolutamente cambiato, sta avendo esperienza, sbagliando, perché chi non osa non sbaglia, e ovviamente trovando anche due formazioni consecutive uguali, e questo è un altro evento, però arriva un Verona che è affamato, ultimo posto, sconfitte una dietro l'altro, allenatore in bilico. Che tipo di partita ti aspetti dalla sfida contro il Verona? Beh, sì, hai detto bene, sono quelle classiche partite difficili da interpretare, nel senso che guardando la classifica, il Verona è ultimo, sarebbe in caduta libera, ha venduto adesso nel mercato di gennaio il suo giocatore più importante, l'attaccante giovane, mentre il Cagliari arriva da 2 vittorie consecutive sulle ali dell'entusiasmo. Quindi il rischio appunto è quello di sottovalutare l'avversario. Adesso io non ho fatto una ricerca, ma non so da quanto tempo il Cagliari non vince 3 partite consecutive in campionato, e sarebbe per Pisacane sarebbe un ottimo risultato, e soprattutto anche perché poi alla luce del calendario, perché poi dopo la trasferta di Roma ci sarà il Lecce in casa, e facendo 2 calcoli semplici, se il Cagliari dovesse vincere le 2 partite in casa contro le 2 dirette avversarie, può anche perdere a Roma, con 6 punti andrebbe a 31 punti a metà febbraio, quindi sarebbe, diciamo, praticamente più che un piede e mezzo, se non 2, nella permanenza in Serie A. Aprile Però, 2021, Andrea. ecco, C'era Semplici benissimo. in panchina, le ultime 3 vittorie di fila del Cagliari, 4-3 col Parma, 0-1 con l'Udinese e 3-2 con la Roma. Che poi E poi non partite non diventarono casuali, tra 4 l'altro. vittorie in 5 partite, perché di mezzo poi dopo c'era anche il Benevento. Così, giusto per dare... Sì, sì. no. No, beh, c'è da dire che il Verona, a parte l'ultima sconfitta, ha sempre giocato bene. È una squadra che gioca bene, che realizza poco o niente. L'avevamo visto anche nella partita d'andata, e quindi sarà una partita difficile. Io non credo che Pisacane, nonostante sia un esordiente, sottovaluti questa partita, quindi di sicuro avrà fatto il lavaggio del cervello ai suoi per tutta la settimana per non sottovalutare l'avversario. È chiaro che il pronostico è dalla parte del Cagliari, gioca in casa, lo stadio sarà pieno come sempre, abbiamo detto, sulle ali dell'entusiasmo dopo le 2 vittorie consecutive, e quindi diciamo che però il Cagliari ha tutto, se c'è una squadra che ha tutto da perdere appunto è proprio il Cagliari. Verissimo. Ti chiedo, Andre, abbiamo parlato un po' del discorso del campionato, ma ti chiedo anche sul discorso del mercato, nel senso che sono arrivati 2 giocatori come Dossena e Sulemana pronti, perché conoscono l'ambiente, quindi da questo punto di vista non c'è diciamo un blocco di ambientamento. Dossena chiaramente dal punto di vista fisico, visto l'infortunio, visto che comunque a Como non aveva assolutamente spazio, magari ci vorrà un po' più di tempo, mentre Sulemana, che comunque anche lui non giocava, a Firenze è entrato e ha incominciato a mordere le caviglie, insomma, come se non fosse mai mancato da Cagliari, e sicuramente è un giocatore utilissimo. E ti chiedo anche sull'attaccante Albarracin, uruguaiano, insomma, un'idea su questi 3 nuovi arrivi, e se per te è terminato il mercato del Cagliari oppure ti aspetti ancora qualcosa. Ma guarda, partendo dall'inizio, come ha detto lo stesso Pisacane in conferenza stampa, Dossena e Sulemana erano 2 giocatori pronti per giocare. Gli acquisti di gennaio dovrebbero essere così, non tanto in prospettiva. Invece in prospettiva è il giovane Albarracin, che diciamo sinceramente, anche se noi ci intendiamo di calcio, credo che in pochi l'avessero sentito nominare, e quella è una scommessa, è definito l'astro nascente del calcio uruguaiano, ma è tutto da vedere. Tornando all'inizio, Dossena certo è un anno fermo dopo un grave infortunio, la domanda che però io mi faccio è a chi porterà via il posto, perché in questo momento la difesa
visto che Luperto e Mina resteranno, non dimentichiamoci che ci sono state per mesi le voci di mercato di una possibile cessione di Luperto. Zé Pedro ha fatto un'ottima partita, 2 ottime partite. Rodriguez, che è finito in panchina ma era titolare e stava giocando abbastanza bene, quindi Dossena dovrebbe scavalcare uno di questi. Quindi adesso non so in questo momento se Pisacane abbia intenzione di cambiare qualcosa, non credo. Però è vero che ci sono le squalifiche, ci sono gli infortuni, quindi Dossena è un ottimo acquisto. Sulemana un po' meno rispetto a Dossena come potenzialità, come giocatore, però nel Cagliari aveva fatto bene. Sorprende che non abbia quasi mai giocato una volta andato via da Cagliari, ma vista la giovane età, come hai detto tu, è entrato a Firenze e subito si è messo a ringhiare a centrocampo, quindi ha voglia di dimostrare il suo valore. Poi per quanto riguarda il mercato, diciamo che molte considerazioni che Pisacane e Angelozzi hanno fatto sul centrocampo erano dovute ai tempi di recupero di Deiola e Coloruncio. Una volta che hai recuperato Mazzitelli, apro parentesi, sarà anche difficile portargli via il posto a Mazzitelli quando rientreranno Deiola e Coloruncio. A questo punto a centrocampo, prendendo sulle mani, non hai più la fretta, la necessità di acquistare un giocatore. Certo, se fosse arrivato Nicolò Caviglia sarebbe stato un ottimo acquisto. In attacco, con l'acquisto di Albarracin, il Cagliari ha praticamente fatto capire che non gli serve una punta in più. Dopo l'infortunio di Belotti, tutti avevamo detto a gennaio arriverà una punta centrale, invece tra Chilixoi e Borrelli entrambi si stanno comportando abbastanza bene. La difesa è a posto, ma io credo che il mercato potrebbe considerarsi chiuso, a meno che non ci sia un affare dell'ultima ora. Fra? No, in uscita più che altro, Andrea, secondo te c'è necessità di mandare via qualcuno? Mandare via in senso buono, ci mancherebbe, non è che stiamo parlando di cacciata, cose del genere, semplicemente di mandare qualcuno a giocare, ecco. Verissimo, sì, io stavo riflettendo solo sugli acquisti, hai ragione, certo, ci sono giocatori che difficilmente troveranno spazio, soprattutto a centrocampo come Cavuoti, Liteta, che per la verità Pisacane ha utilizzato, dimostrando anche di voler far giocare i giovani, anche in ruoli delicati come il centrocampo. Liteta ha giocato titolare in qualche occasione, però certo sono entrambi, ho fatto questi due nomi, 2 giocatori che potrebbero andare a fare esperienza fuori. Di Pardo mi sembra destinato alla Sampdoria. Sì, sicuramente Cagliari può e deve sfoltire la rosa, accontentando anche quei giocatori che non giocano, ma che sono anche giovani e hanno bisogno di giocare. Sì, ne approfitto, c'è un commento su 3P, giusto per informare che su quello non ha avuto niente il giocatore francese, nel senso che è stato solamente un grosso spavento dopo il fallo subito nell'ultima partita della primavera contro il Sassuolo, dopo che aveva fatto anche il gol, peraltro, del 2-0, niente di che, quindi cari tifosi del Cagliari, state tranquilli, tornerà a disposizione. Credo che sia già allenato anche ieri proprio con la prima squadra, quindi nessun problema fisico per Yael 3P. Luca ha buttato palla avanti, Andrea, ma io voglio invece un minimo anche tornare su quelle che sono state le ultime 2 partite, cioè contro Juventus e Verona, Fiorentina, scusate, non Verona, vinte dal Cagliari con un atteggiamento, chiamiamolo difensivo in qualche modo, anche se poi in realtà chiamiamola all'italiana, che forse è meglio. Ti convince questa capacità camaleontica un po' del Cagliari di provare a cambiare pelle in base all'avversario? Perché per alcuni, leggevo anche soprattutto a livello nazionale, e che quindi magari seguono un po' meno il Cagliari rispetto a quanto facciamo noi, viene vista come un plus fondamentalmente per la squadra di Pisacane.
invece notiamo che, soprattutto per chi segue il Cagliari quotidianamente come noi, invece spesso viene visto come un minus, quindi come un problema, cioè la mancanza di identità invece che la capacità di duttilità. Tu come la vedi? Cioè, da che parte stai in questa specie di dibattito? Ma io sto dalla parte dei risultati. Il Cagliari Risultatista. ha vinto, no, io sono giochista, ma in questo momento risultatista, nel senso Risultatista. che il Cagliari ha vinto 2 partite di seguito, quindi non gli si può dire nulla. Mi hai fatto la domanda se mi convince. Più che mi convince, mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso Pisacane, mi ha sorpreso l'atteggiamento del Cagliari, soprattutto nella prima partita in casa con la Juventus, anche perché giocando in casa magari ti aspetti sempre qualcosa in più, e in effetti l'abbiamo detto, il Cagliari per largo tratto della gara non riusciva a superare la metà campo, dobbiamo essere tutti sinceri, obiettivi. Mentre a Firenze ha fatto la classica partita scusate, difesa e contropiede, classica partita difesa e contropiede che ha dato i suoi frutti. In casa con la Juventus veramente il Cagliari non riusciva neanche a fare un contropiede, tant'è vero che il gol è arrivato su palla inattiva, su un calcio di punizione, studiato o meno, comunque era una palla inattiva. Quindi mi convince, innanzitutto mi ha sorpreso proprio perché Pisacane sino alla partita precedente aveva dimostrato di voler fare la partita anche in trasferta. Io, proprio perché mi è sempre piaciuto il calcio ben giocato, anche di squadre che giocano bene magari perdono, e non dimentico il primo tempo di Genoa-Cagliari. La partita è finita 3-0, tutti ci ricordiamo il risultato finale, no? Quindi se dobbiamo fare un commento, un titolo, batosta del Cagliari perde 3-0. Secondo me, spero di non essere l'unico, il Cagliari nel primo tempo di Genoa ha giocato una delle migliori prestazioni del campionato, cioè è andato sotto per un errore della difesa, poi ha attaccato giocando benissimo. Secondo me il Cagliari visto a Genoa nel primo tempo è stato un ottimo Cagliari, soprattutto perché giocava in trasferta. Poi nella ripresa è crollato, ha preso 2 gol, la partita è finita 3-0. Quindi alla luce di ciò mi ha sorpreso, ripeto, l'atteggiamento di Pisacane, che ha completamente cambiato il modo di giocare del Cagliari, quindi ha detto prima non prenderle. Con la Juve è stata una necessità, perché comunque la Juve è più forte del Cagliari, e ha pressato alto, ha fatto una partita d'attacco sin dai primi minuti, quindi il Cagliari si è visto schiacciato e ha giocato così tutta la partita. Con la Fiorentina secondo me è un capolavoro tattico, non chiamiamolo catenaccio, gioco all'italiana. Il Cagliari si è difeso bene, è ripartito spesso con azioni molto belle, come l'azione del secondo gol, ha fatto un'ottima partita. Quindi, ripeto, mi ha sorpreso Pisacani in effetti, però ha vinto 2 partite di seguito, cambiando completamente il modo di giocare. Adesso però si gioca in casa, quindi si torna in casa con un avversario che presumibilmente si difenderà, e quindi già da sabato dovremo vedere un altro Cagliari che certo non potrà perdere tempo, no? Come adesso stanno accusando i giocatori del Cagliari di perdere tempo. Se posso brevemente dire la mia su questo, ecco, c'è una cosa proprio che io rimproveravo al Cagliari sino a Genoa-Cagliari, ecco, sino alle partite che abbiamo perso commettendo degli errori ingenui, era proprio questo, che il Cagliari non era una squadra esperta, non era una squadra cattiva, non era una squadra che sapeva mantenere il risultato, che faceva il fallo di esperienza, buttava la palla in tribuna. Improvvisamente da 2 partite a questa parte il Cagliari è diventata una squadra di giocatori che si buttano a terra, che fanno finta di avere i crampi, che perdono tempo. E invece, come hai detto tu Francesco, noi che vediamo sempre il Cagliari non l'avevamo mai visto così, Esatto. sinceramente. Esatto. Infatti anche questo poi spiega un po' la diversità anche di vedute spesso sul quotidiano, ma è normale. Così come è normale non saper perdere, cioè nel senso che poi torno un po' all'atteggiamento della stampa fiorentina, insomma, veramente criticabile, diciamo così. Luca. Andiamo sul singolo, Andre, perché comunque in tutto questo contesto c'è una variazione tattica, ovvero Gaetano
in quel ruolo, lì come mediano, come play, un giocatore sicuramente dà del tuo al pallone. Questa è la novità di queste due partite, e Pisacane l'ha detto in conferenza, comunque non è stato lui a inventarlo, c'è chi l'ha messo prima di lui, però lo vuol vedere per più partite. Per ora due partite sicuramente le ha assolutamente superate, anche a pieni voti direi. Può essere questo il nuovo Gaetano, il Gaetano 2.0, visto che là davanti comunque ci sono altri giocatori, perché Palestra come fai a toglierlo? Perché ormai Palestra lì davanti, insomma, serve assolutamente. Esposito comunque è in grado di fare delle giocate, la giocata del 2-0 sapeva già che Palestra ci sarebbe stato lì a destra, insomma, è una giocata non di una squadra che gioca il peggior calcio della Serie A, quindi evidentemente qualcosa è sfuggita a Firenze. Però al di là di questo Gaetano, il Gaetano 2.0, ci credi oppure pensi che sia solo una situazione contingente, poi magari Prati ritornerà a essere al centro del villaggio, come si suol dire? Io ci credo e me lo auguro per lui, per il giocatore e per il Cagliari. Quando è stato schierato per la prima volta nella gara con la Juventus, probabilmente in tanti abbiamo detto, sta facendo un esperimento perché Prati è in uscita, giocando a gennaio, ogni scelta dell'allenatore spesso viene collocata comunque con le scelte di mercato, no? Quindi Prati è in uscita, ci serve un regista, proviamo Gaetano. Gaetano ha fatto un'ottima partita con la Juventus e si è ripetuto a Firenze. Io adesso non so se Prati andrà via da qui alla fine del mercato, ma presumo che sabato rivedremo Prati nello stesso ruolo e visto che il famoso detto del calcio, squadra che vince non si cambia, e in questo caso si unisce anche a un altro detto, non c'è due senza tre, quindi presumo che Pisacane farà giocare gli stessi 11. Un ruolo alla Pirlo, diciamo, no? Un giocatore che nasce fantasista e poi viene trasformato in regista arretrato, arretrando, scusate la ripetizione, arretrando il suo raggio d'azione di qualche metro. I giocatori coi piedi buoni lo sanno fare, quindi Gaetano ha dimostrato di poterlo fare. Io mi auguro che possa continuare in questo ruolo. Fra? Sì, chiaramente siamo tutti un po' curiosi, Andre, di vedere che formazione schiererà Pisacane contro il Verona. Cosa temi di più dalla partita contro il Verona? Ma come detto prima, sì, la disperazione, la voglia di non, come si dice, di non arrendersi del Verona, perché i punti, la classifica parla chiaro, cioè la matematica è indiscutibile. Se il Verona dovesse perdere sabato con 14 punti avrebbe un piede e mezzo in Serie B, perché una squadra che, faccio lo stesso discorso per il Pisa naturalmente, una squadra che sinora ha fatto 14 punti non credo che riuscirà a farne 20 da qui alla fine del campionato e arrivare a 34. Diciamo che Pisa e Verona, aspettiamo la partita di sabato, perché voglio dire, il Verona potrebbe anche vincere. Aspettiamo la partita di sabato, ma con questi punti in classifica il Verona e Pisa hanno un piede e mezzo in Serie B. Il discorso che non possiamo fare per la Fiorentina, perché è vero che ha perso in casa col Cagliari, però la Fiorentina in teoria è capace di poter fare 20 punti e arrivare a 37, sarebbe salva, ma Pisa e Verona assolutamente no. Quindi cosa temo? Temo la voglia di riscatto, la disperazione di questa squadra che, come aveva fatto l'anno scorso, non cambiò allenatore, nonostante il periodo di crisi. Zanetti era sempre in forze, era sempre in dubbio, rischiava l'esonero ogni domenica. Andre, posso dirti, secondo me a Verona devono fargli un monumento a Zanetti, perché ogni anno gli cambiano la squadra completamente e lui in qualche maniera riesce, quindi... l'anno scorso è stato... che non lo cambiano, sì, è stato clamoroso. Anche 2 anni prima
anche 2 anni prima con Baroni, se non ricordo male, Identico, sì, che a gennaio sì, ci fu una rivoluzione. Credo di aver terminato. No, vi devo lasciare perché ho un impegno. Grazie Andre, grazie mille, come Andre. sempre. Ci aggiorniamo Grazie a voi, prossimamente presto. e buon lavoro. Grazie dell'invito, buona giornata e buon lavoro. Ciao, Grazie, ciao Andre. ragazzi. Andre, Ciao, grazie. ciao. Eccoci qua. Allora, dicevamo sul discorso, perché Zanetti ha detto, se mi fanno continuare a lottare io ci sono, è vero, probabilmente è uno che non fa mai, non si lamenta più di tanto, la differenza è che comunque nel frattempo è cambiata la società, quindi mentre i precedenti anni comunque c'era una mezza rivoluzione e qualcosa arrivava, a gennaio stanno facendo un po' più fatica anche se hanno questo giocatore Isaac, brasiliano, stile giovane, che poi sai che Verona ogni tanto tira fuori questi attaccanti che qualche gol lo fanno, bisogna vedere. Me ne hanno parlato benino, io non lo conosco, però sai, in ottica Fanta magari ti vai a vedere qualcosa, non è male, ecco, sicuramente è meglio di Sarri e Mosquera, per come la vedo io, poi. Beh, allora un fenomeno che è Orban, cioè, Forte, che è veramente forte, più, come dicevamo ieri, qualche altro singolo, penso a Bernede, penso a Gagliardini, hanno Adesso preso recupera anche Lirola Serdar. adesso, Sì, Serdar che Lirola. è un bel giocatore, Sì. insomma qualche singolo ce l'hanno, il problema è che come dicevamo ieri mi sembra una squadra moscia a livello mentale, cioè una squadra che Sì. tende a deprimersi abbastanza con facilità, e questo chiaramente, se ti devi giocare la salvezza, non è solitamente un buon segno, però vedremo, insomma, vedremo che tipo di partita sarà. Come dicevamo ieri, è chiaro che sulla carta il Cagliari visto contro la Fiorentina e il Verona visto contro l'Udinese non dovrebbe esserci partita, ma sono le partite più scomode proprio queste, perché sembrano quelle da pronostico chiuso, e invece è come Cagliari-Juventus, no? Cioè tu Sì, attacchi, poi se difetti in qualcosa, soprattutto a livello difensivo, poi sei fritto. Ecco, quindi speriamo che effettivamente per una volta questa carta venga rispettata, ecco, diciamo così, dai. Esatto. Non si rispetti quello che è il pronostico sulla carta, ecco. Felici di essere smentiti, felicissimi, tra Esatto, virgolette. No, esatto, che poi esatto. non è nemmeno smentiti, purtroppo è questa la statistica, quindi non penso che nessuno sia contento di non trovare determinati risultati, però questo è l'esame di maturità, forse il primo vero esame, perché sai, inizialmente era ancora troppo, c'era ancora tanto da chiudere per il campionato, adesso siamo al girone di ritorno, quindi le squadre, ogni punto vale più di uno, vale più di tre, tra virgolette, in uno scontro diretto vale doppio, sono frasi fatte, però effettivamente è così, perché comunque da una parte il Cagliari ha l'umore a 1000, che non capitava da settembre, ma settembre era ancora troppo presto, poi c'era stato l'infortunio di Belotti. Questa situazione, diciamo, di 2 vittorie contro la Juventus e contro la Fiorentina, che anche se è lì terzultima ha comunque è una vittoria di prestigio, ecco, questo è la partita con il Verona dove tu hai l'avversario che comunque non sta tantissimo in piedi, gli devi dare il colpetto per buttarla a terra e tu stare in piedi. E questo è importante. Si gioca in casa, quindi ci sarà il pubblico di sabato sera, insomma, entusiasmo. Dovrà essere bravo Pisacane, ma non ci sono dubbi da questo punto di vista, a preparare appunto la squadra, a non dare niente per scontato e a stare concentrata 100 minuti, perché in queste 2 partite la vera differenza, al di là delle giocate o della compattezza, è la mancanza di errori difensivi e la mancanza di non percepire il pericolo su certe situazioni. E questo è importante, visto che Cremona Guarda, e l'anno scorso il Genova, Cagliari, insomma, vinse a Verona il gol di Pavoletti e De Iola. col gol di Pavoletti e De Iola, ma soprattutto con una partita che ha ricordato per certi versi quella contro
contro la Fiorentina, nel senso una squadra micidiale in ripartenza e soprattutto che ha puntato sui limiti strutturali dell'avversario. L'anno scorso il Cagliari provò a far giocare il Verona. Il Verona non ci capì nulla, perché anche lì mi ricordo uno Zanetti in conferenza stampa quasi pronto a piangere, cioè veramente dal nervosismo, ecco, di una sconfitta che, ripeto, aveva proprio messo in evidenza tutti i limiti della sua squadra. Una squadra che aveva sbagliato passaggi elementari già dall'inizio della partita, fischioni da parte del Bentegodi. Ecco, quindi bisogna capire, secondo me, che tipo di partita farà il Cagliari sabato, perché a rigor di logica sarebbe intelligente fare questo tipo di partita. Cioè, come ha detto che ieri, l'altro giorno, non ieri, ieri Ivan Paone ha detto è il Verona che deve fare i punti, non il Cagliari. Quindi, cioè, ma è una squadra, il Cagliari, che può fare punti con chiunque, e quindi tutti noi ci aspettiamo che faccia a brandelli il Verona. Io credo che sarà fondamentale il primo tempo. Il primo tempo sarà soprattutto l'inizio del primo tempo. Il primo quarto d'ora, i primi 20 minuti. Cioè io mi aspetto un Cagliari compatto Arrembante dietro e pronto però a fare la partita e a mettere sotto pressione la difesa del Verona. Mi aspetto un Verona tutto dietro, con diciamo, l'unica possibilità di fare qualcosa con lancio per Orban, che dovrà essere controllato, perché ripeto, è un giocatore che non ci fa niente in una squadra come il Verona, e quindi credo che sarà veramente fondamentale il primo quarto d'ora, la prima mezz'ora anche, perché va bene essere arrembanti, va bene tutto, però devi segnare, perché se non segni, basta avere il primo tempo col Milan, esatto, dove comunque cioè, avevi la possibilità di segnare e poi l'hai persa. Se non segni, ecco, penso che lo stesso approccio avuto contro il Milan, contro il Verona paghi, perché comunque non stai sfidando la squadra di Allegri, ecco. Certo, per cui certo. se quello sarà l'approccio alla partita da parte del Cagliari, è facile pensare che possa essere una gara abbordabile, ecco. Io temo solo Orban, te lo dico, cioè, credo che sia capito. Temo sì. Orban, perché Orban è uno di quei giocatori che ti inventa il gol. Beh, con dal l'Udinese ha niente. fatto così, Con l'Udinese si è Appunto proprio per creati. quello, lancio lungo a Sì, caso, lui- più o meno a lui caso. stoppa, finte Ecco. contro finte, ne mette due Quindi a casa, ciao. è un giocatore pericoloso. Un giocatore pericoloso, e quindi va rispettato, da quel punto di vista. Ma insomma, credo che Mina e Luperto o Rodriguez, Zé Pedro, chiunque giochi sabato, insomma, siano assolutamente in grado di limitarlo a dovere. Va bene. Perché abbiamo terminato. Sono le Yes. 11:16. Sì, ci siamo, assolutamente. Yes. Va bene. Ci vediamo domani. Ci vediamo. Sì, ci vediamo domani alle 10 come sempre. Buona giornata, buon tutto, buon lavoro a tutti e ci vediamo domani dalle 10. Ok? Ciao Fra, ciao a tutti ragazzi. Adios. Ciao. Sigla. Ciao ciao. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire, buongiorno 131, la diretta,
di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.